30 anni del Liceo Classico Europeo di Montagnana, un traguardo prestigioso, frutto Certo. di un lavoro importante. Assolutamente, poi mi pregio nel dire che oltre a essere assessore comunale io sono stata l'una della prima classe partita di questa sperimentazione, quindi la vivo davvero con molta emozione perché è un pochino un passo che ha contribuito a fare anche la mia famiglia che ha comunque creduto in questo progetto, la città intera perché nel 1995 una città si è stretta intorno al liceo classico europeo per farlo partire e dare avvio a questa sperimentazione e soprattutto perché ancora oggi l'Educanato San Benedetto, che per noi è una realtà importante, prima realtà credo in Italia che abbia la sede centrale in un paesino di provincia e una succursale nel capoluogo di provincia, è per noi una realtà fondamentale, soprattutto di crescita dei ragazzi, e il Liceo Classico Europeo incarna tutti i valori che di oggi i ragazzi dovrebbero saper portare avanti e che imparano a saper portare avanti, che è quella della cultura, dell'inclusione e dell'apertura e la curiosità al mondo e all'Europa. I nostri educatori accompagnano i ragazzi in tutti i momenti educativi, sia nel tempo curricolare che extracurricolare, cioè sono vicini ai ragazzi durante, ad esempio, il tempo libero, durante la mensa, ma li accompagnano anche nello studio guidato pomeridiano e nelle attività di laboratorio in collaborazione con i docenti durante le attività appunto che vengono proposte. L'auspicio qual è? Quello che da sperimentale Diventi ordinamentale perché sono 30 anni che in Italia siamo presenti come esperienza. Vedete che solo da 23 anni che c'è il convegno, ma in realtà la nostra scuola è stata scelta fra alcuni educandati e alcuni convinti d'Italia ad iniziare il progetto Brocca, che era stato proposto ancora nel 1994. Noi l'abbiamo accolto fra i primi e lo portiamo avanti con la speranza che la nostra esperienza diventi veramente fondante nel panorama scolastico italiano. Il nostro ruolo consiste nel seguire i ragazzi durante i laboratori, ma anche nel tempo libero, nello studio guidato e negli intervalli della mensa. È anche vero che il tempo dilatato di questa scuola ci lascia grandi spazi di relazione con i ragazzi e tutto questo ci permette proprio di essere educatori all'emotività, insegniamo loro a gestire le tante emozioni che la quotidianità scolastica va a generare, i piccoli conflitti, le piccole criticità, il brutto voto, eccetera. Insegniamo a gestire tutte queste cose e i ragazzi ci premiano con una fiducia, ci premiano con un equilibrio, un'armonia, una dinamica di classe che è spesso positiva e proattiva.